Pietro Monici, morto travolto da un grosso pioppo lungo il Botteniga a Treviso mentre stava pescando. Mentre le indagini proseguono sul luogo, il via vai degli amici è senza interruzione. Lascia, dicono, un vuoto enorme. In centinaia nella chiesa di San Francesco a Bassano per l'ultimo saluto a Cesare Ziglio, l'architetto di 36 anni originario di Borso, morto dopo essere stato travolto da una slavina il giorno di Pasqua in Alto Adige. Da martedì corsi di sicurezza in mare per gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Roncate tenuti dalla Guardia Costiera di Jesolo. L'iniziativa voluta in memoria del piccolo Carlo Panizza, annegato a 6 anni a Cavallino Treporti. Potrebbe fermarsi l'autotrasporto veneto per protesta contro i rincari che la categoria ha dovuto subire. Primo su tutti il costo dei carburanti, se ne è parlato a livello regionale tra operatori e associazioni di comparto. Cambiare la mobilità a Treviso non solo per i pedoni ma tenendo conto anche del trasporto pubblico e i parcheggi. I rappresentanti di 8 liste del centrosinistra hanno elaborato una proposta per il comune. A Postiomi, i funerali del senatore Angelo Pavan, anima dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, morto a 95 anni, ci lascia un esempio di pace e collaborazione. Ha solo 15 anni ma è già alfiere della Repubblica. Marco Mazzariol, studente dal Max Planck e residente a Carbonera, è stato nominato nelle scorse ore dal Capo dello Stato, esempio di inclusione e resilienza. Rugby domani alle 13:30 a Monigo, la sfida di Coppa tra Benetton ed Exeter che vale una stagione. Davanti al pubblico delle grandi occasioni i biancoverdi dovranno sfoderare una prestazione senza sbavature. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo naturalmente con la tragedia di giovedì sera lungo il Botteniga a Treviso, costata la vita a Pietro Monici, morto travolto da un grosso pioppo mentre stava pescando. Mentre le indagini continuano sul luogo dell'incidente, un via vai di amici che dicono era un ragazzo eccezionale, lascia un vuoto enorme. La casa di San Pelaio dove Pietro Monici abitava è avvolta nel silenzio. La famiglia dell'uomo chiusa nel suo composto quanto profondo dolore. In queste ore a Treviso è arrivata anche la sorella del 38enne, Silvia, per stare vicino all'anziana nonna che viveva insieme a Pietro in questa abitazione accanto all'azienda di famiglia di allevamento trote chiusa da anni. Lui qui aveva lavorato per qualche tempo prima di coltivare il suo sogno di vestire la divisa dei Vigili del Fuoco. Un sogno interrotto per sempre giovedì sera sull'argine del Botteniga, travolto da un grosso pioppo mentre stava pescando insieme ad un amico, miracolosamente illeso ma ancora sotto shock. Il lavoro della procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, continua per ricostruire l'accaduto. Sotto la lente di ingrandimento lo scambio di mail, di segnalazioni tra cittadini, comune e genio civile. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito anche l'incarico per l'autopsia. Intanto sul luogo della tragedia è un via vai di persone. Qualcuno lascia un fiore, un messaggio, come questo scritto in inglese da un'amica di Pietro Monici, che come lui fa parte di una compagnia formata da ragazzi provenienti da ogni parte del mondo che si riuniscono per condividere una cena, una gita, una festa parlando solo in inglese. Tra loro anche Carla e Franco, arrivati qui ricordando quell'amico unico. Siamo stati molto fortunati di conoscerlo. Era eccezionale, io lo conoscevo da solo un anno, però mai conosciuto la persona più pura e pulita d'animo, proprio genuino. Sì, ci aiutava sempre, lui era il nostro handyman, quindi quando avevamo bisogno di un qualcuno che ci aiutasse, non so, con il lavandino, a montare delle robe, noi donne, lui era sempre lì. Ricordi preziosi che ora custodiscono gelosamente. Ancora non ci credo perché io penso a lui e lo immagino col sorriso vivo. Presente. Penso che ci vorrà un po' per tutti noi renderci conto di quello che è successo. Infatti ieri eravamo in shock, gli amici ci siamo riuniti per parlare di lui ed eravamo tristi, sì, però soprattutto lo ricordavamo col sorriso. Una serata rivivendo i tanti momenti trascorsi insieme a Pietro, lui che amava i bambini, che apprezzava il buon cibo, che regalava a chiunque un sorriso, quei tanti sorrisi racchiusi nelle foto che gli amici ora hanno riunito in un album. Perché lascia un grande vuoto Pietro? Ma sì, credo che era amico di tutti, non aveva nemici, era troppo buono, era una persona stupenda. E oltre alla pesca Pietro Monici coltivava tante altre passioni come quella per le escursioni. Da anni partecipava alle attività organizzate da Cristian Cavallin che lo ricorda per il suo immenso amore per la natura e il suo grande cuore. Pietro, sei stanco? No, oggi no. Com'è? Molto
freschino, adesso caldo, però... Adesso che andiamo... Eccolo Pietro Monici lo scorso 24 gennaio durante un'escursione tra la neve sul Passo San Boldo insieme ad un gruppo accompagnati da Cristian Cavallin, guida canyoning. Da 6 anni Pietro era diventato cliente di Cavallin dedicandosi a tante attività, dall'arrampicata al trekking, dal canyoning in ambiente in forra a quello in notturna, che gli permetteva di entrare ancora più in contatto con la natura. È un'esperienza molto intima, molto simile a quella in grotta, e lui era affascinato anche da tutto l'ambiente notturno, ma anche quello che si poteva incontrare in termini di selvatico in torrente. Spesso era lui a spiegare agli altri escursionisti a che animali appartenessero le orme incontrate lungo il cammino, o come quando durante un canyoning notturno si era avvicinato ad una pozza accarezzando una trota. Spiegando poi a tutti i partecipanti che le trote di notte sono dormienti, quindi se si avvicina molto piano si riesce a fare questa cosa qua. Un amore per la natura che aveva accompagnato la sua vita. Mi raccontava che aveva fatto degli anni in forestale. Il suo sogno era quello di diventare vigile del fuoco, stava attendendo, aveva già fatto le selezioni, quest'anno sarebbe stato l'anno in cui le avrebbero chiamato, e quindi diciamo faceva tutto in funzione di questo. Quello di diventare vigile del fuoco era però il suo grande sogno. Al momento lavorava come saldatore in attesa di frequentare il corso di formazione per allievi a Roma. Era un ragazzo dal cuore d'oro, persone io ne incontro tante durante l'anno, e devo dire che in lui mi ha sempre stupito la sua bontà d'animo, perché era una persona che anche se qualcuno gli aveva fatto un torto la pensava sempre in maniera buona. Negli anni tra Cristian e Pietro era nato anche un rapporto di profonda amicizia. Io l'avevo adottato come fratello minore, infatti spesso mi chiedeva consigli o insomma come comportarsi in certe situazioni di vita o anche lavorativamente parlando. Pietro ci mancherà soprattutto il suo sorriso. Dice Cavallin che per ricordarlo ha realizzato un video con le immagini più belle delle loro escursioni. Pietro ha vissuto una vita che è stata degna di essere vissuta, e io sono orgoglioso di aver fatto parte della sua vita. In centinaia questo pomeriggio per dare l'ultimo saluto a Cesare Zilio. La morte di Cesare è diventata per ciascuno di noi in questi giorni una chiamata, un appello, una grande responsabilità personale e collettiva. Intense le parole di Don Andrea Guglielmi mentre una folla di persone dentro e fuori la chiesa di San Francesco, in un assolato pomeriggio d'aprile, salutava Cesare Zilio, l'architetto 36enne morto la domenica di Pasqua travolto da una slavina in Alto Adige. Sono arrivati un po' da tutto il mondo perché il giovane, amante dei viaggi, dello sport e della natura, era riuscito a costruire legami stretti e veri ovunque si recasse. Cesare è la prova che le nuove generazioni meritano che il mondo adulto conceda loro spazio e fiducia, perché hanno qualcosa da dire, perché hanno tanto da dare, perché hanno la fantasia di inventare strade nuove e il coraggio di rischiare come stava facendo lui. Un messaggio di speranza che parte da una tragedia e va a toccare le corde di tutti i cuori presenti, tra gli occhi di pianto e un dolore che si fa fatica a capire, accettare. E sono gli amici, i cugini, i fratelli e le sorelle d'anima di Cesare che hanno preso il testimone di questo giovane uomo e di tutta la bellezza che racchiudeva in sé, la sua generosità che l'ha portato a donare gli organi per dare la vita quando la vita sembrava finita. Hai saputo offrire agli amici uno spazio vero, fatto di sincerità, reciprocità, parità. C'è una casa un po' strana, con le fondazioni di roccia solida di montagna, piena di luce, le finestre grandi per guardare fuori. È una casa senza il tetto, perché vuole vedere tutte le stelle, tutte le sere. È una casa che ci accoglie tutti quando vogliamo, ci fa sentire bene, ci fa sentire amati. I tuoi amici per sempre.
Vivere il mare in sicurezza nell'ambito degli eventi organizzati, in ricordo del piccolo Carlo Panizzo, morto nelle acque di Cavallino Tre Porti la scorsa estate a soli 6 anni. La Guardia Costiera di Jesolo terrà a partire da martedì una serie di incontri con gli studenti di Roncade, coinvolti i bambini della scuola dell'infanzia, della primaria e secondaria. Agli alunni saranno trasmesse le regole e i comportamenti da adottare per vivere il mare senza correre rischi. Potrebbe fermarsi l'autotrasporto veneto in protesta contro il governo, visti i rincari che la categoria ha dovuto subire, primi tra tutti i costi del carburante. Se ne è parlato a Padova tra autotrasportatori e associazioni di categoria. O abbiamo coraggio o stiamo tutti a casa. Io sono stato già una settimana perché non arrivo con soldi di gasolio. Confronto infuocato tra autotrasportatori e associazioni di categoria a Padova. Un incontro in cui si è discusso dei problemi del comparto, a partire dal caro carburante. Venerdì prossimo un incontro a Roma che potrebbe portare ad un fermo dei mezzi. Porteremo a Roma la nostra decisione di fare il fermo nazionale del trasporto se l'Unatras il 17 di aprile porterà l'idea di fare il fermo nazionale. Forse potrebbe essere deciso un fermo dell'autotrasporto, ma le aziende oggi riunite in questa splendida assemblea che abbiamo fatto proprio in funzione di intercettare la difficoltà che le nostre aziende stanno attraversando, sarebbero, dicono, costrette a fermarsi molto prima. Ci auguriamo di non dover dire alle aziende sì, fermiamoci, ci auguriamo che il governo possa garantirci le istanze che abbiamo domandato. I rincari del gasolio dovuti alla guerra in Medio Oriente hanno acceso la miccia ad un comparto già in fermento, come testimoniano gli autotrasportatori. Oggi si è parlato quasi esclusivamente dell'aumento del gasolio, delle accise, eccetera, eccetera. Quello è uno dei tantissimi problemi. I problemi sono innumerevoli, il trasporto va riformato dall'inizio alla fine. Il giorno dopo qui ci sono stati gli aumenti per la televisione, il gommista è venuto a chiedere aumenti, tutti i fornitori hanno chiesto aumenti, che fossero giusti o non fossero giusti non discuto, però sono venuti tutti e noi non possiamo dirgli di no. Io mi sono già fermato una settimana perché io non riesco ad andare avanti. Soluzione è che dobbiamo essere tutti uniti, fermi, basta. Non è che dobbiamo aspettare noi una risposta, no, questo è tutto sbagliato. Liquidità in tasca per le società, questa la richiesta più urgente. Vogliamo che vengano ristornate non con i 3 mesi con il silenzio assenso, ma che vengano ristornate subito per ridare liquidità alle nostre aziende. L'appello va direttamente al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Io mi rivolgo veramente con tutto il mio cuore al Ministro Salvini, che possa intervenire a nostro favore, perché rischiamo veramente di mettere in difficoltà le nostre aziende. Una notizia appena giunta in redazione, incidente poco prima delle 18 in via Belvedere, siamo a Silea, dove un uomo di 49 anni è caduto da un motociclo, è stato portato in pronto soccorso con un codice 3, sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Cambiare la mobilità a Treviso non solo per i pedoni, ma considerando anche il trasporto pubblico, i parcheggi e tutta la viabilità. I rappresentanti di 8 liste del centro-sinistra hanno elaborato una proposta per il Comune. Da Piazza Duomo, per la quale si discute di pedonalizzazione, fino a Piazza Matteotti, passando per Via Roggia, Piazza Rinaldi, Via San Francesco e Piazzale Burchiellati. È stata una passeggiata simbolica, ma anche spunto di dibattito, quella proposta da 8 liste dell'area del centro-sinistra trevigiano. Al centro dell'iniziativa la proposta di un documento che sarà posto all'attenzione dell'amministrazione. È un discorso complessivo che stiamo portando avanti, che vuole presentare alla cittadinanza una Treviso diversa, dove al centro c'è l'uomo e non c'è la macchina, e quindi la necessità di agevolare i trasporti alternativi, e quindi utilizzare mezzi pubblici, bicicletta, anche a piedi. Pedonalizzazione fatta bene favorisce il commercio, favorisce la residenzialità, favorisce l'arrivo di famiglie con bambini anche in centro a Treviso, cosa che in questi anni sta sparendo a favore di centri commerciali subito fuori dal centro di Treviso. Il percorso che faremo noi sarà in questo momento completamente libero dalle auto e vorremmo che così chi partecipa sperimentasse come potrebbero esserlo anche normalmente, cioè libero dalle auto.
Piazza Duomo continua a essere soffocata dal traffico e la proposta della pedonalizzazione continua ad essere sostenuta dall'opposizione. È una delle nostre battaglie, lo abbiamo sempre messo nei programmi elettorali fin da quando era candidato sindaco Giovanni Manildo. Noi vorremmo una città pedonalizzata con le biciclette che possano girare e con i pedoni. Sembra una cosa difficile perché ogni volta che si tenta di prendere un pezzettino tutti si oppongono, però questo è il futuro delle città, di tutte le città, grandi o piccole. Un esempio è quello di Piazza Rinaldi, che da anni è stata restituita ai pedoni. L'idea della pedonalizzazione è questo, ridare degli spazi alla vita sociale, alla quotidianità, capire che la fruizione degli spazi urbani può essere di tutti e qui abbiamo un esempio. Penso che su questo sia il modo migliore per guardare il futuro della città, ripensare a spazi, viabilità e piazze a misura veramente di famiglie e ragazzi. Un'esperienza virtuosa è stata portata dal comune di Padova. E gli interventi più piccoli che però piacciono molto, come ad esempio le strade scolastiche, la possibilità di togliere le auto quindi davanti alle scuole, ma anche opere più importanti come appunto quella del tram. Credo che le città fra di loro più si parlano, più hanno da scoprire esperienze e poter crescere. In questa città purtroppo gli interventi dopo quasi 10 anni di amministrazione Conte sulla viabilità, sulla mobilità ciclabile ma anche per le automobili, il sistema dei parcheggi, abbiamo vissuto tante rivoluzioni annunciate ma non è cambiato nulla. Si è perso 5 anni con il Park Vittoria, un progetto faraonico e sbagliato in cui l'amministrazione si era fissata sbagliando, fortunatamente ha capito che era impossibile, ha ascoltato le preoccupazioni di tanti cittadini e dell'opposizione, è tornata sui suoi passi. La crisi politica a Mogliano con il primo cittadino meloniano che ha silurato il suo viceleghista. La Lega non molla su Muraro e sembra pronta a lasciare la maggioranza. Parla apertamente di un'ipotesi rimpasto il segretario del Carroccio Dimitri Coin, per cui gli equilibri sono cambiati dopo il passaggio del sindaco Fratelli d'Italia. Se questo non dovesse avvenire come reintegro, le nostre sezioni hanno un'ampia autonomia, ci ascolteremo, ci confronteremo, mi confronterò con loro, ci parleremo e ci ascolteremo reciprocamente, ma non escludo che noi nomi non ne daremo. Quindi voi siete pronti allo strappo? No, non è detto che non bisogna per forza essere a tutti i costi in giunta. L'ultimatum lungo l'asse del Terraglio è servito, o il sindaco meloniano Davide Bortolato reintegra il viceleghista Leonardo Muraro, silurato a metà settimana, o la Lega è pronta a tutto. A niente sembra servire il ramoscello d'ulivo offerto dal commissario provinciale di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido, con cui di fatto si chiede al Carroccio di formulare un nome alternativo a quello di Muraro. Per Coin non ci sono questioni personali, soltanto politiche, soprattutto se si guarda il risultato elettorale di 2 anni fa. La lista civica dove Bortolato, che è il sindaco, era dentro, è stato il primo partito. La Lega il secondo e Fratelli d'Italia il terzo. Con il passaggio del sindaco a Fratelli d'Italia, di fatto, la rappresentatività popolare non trova più riflesso nella composizione della giunta. Mettano sul piatto un rimpasto di giunta assolutamente significativo e riequilibrante. A Mogliano la Lega non ha i numeri per far cadere Bortolato, ma Radio Palazzo segnala malumori non solo tra i leghisti. Lo stesso Coin parla di equilibri fragili che a questo punto solo un rimpasto potrebbe preservare. Si attendono nuove mosse e soprattutto un incontro tra segreterie che ancora non c'è stato. Osserva, ma fino a un certo punto, il centrosinistra pronto per ogni evenienza. Che se la sbrighino all'interno della maggioranza, l'importante è che la cittadinanza di Mogliano non venga tenuta in scacco da giochi politici, perché poi quando si amministra il bene primo è quello dei cittadini e quindi i giochi partitici devono fare assolutamente un passo indietro per il bene della città. Davide Bortolato finirà il suo secondo mandato e ci dovrà essere un ricambio. Mogliano ha una storia che dice che il comune è assolutamente contendibile, ci sono state alternanze, c'è stata una storia di centrosinistra, quindi Mogliano è sicuramente uno dei comuni dove il centrosinistra se la gioca. C'era anche una parlamentare europea questa mattina alla passeggiata naturalistica organizzata da Europa Verde sulle Grave di Ciano del Montello. L'obiettivo dei partecipanti: prendere consapevolezza di come potrebbe cambiare questo tratto di Piave se venisse realizzata la cassa di espansione tanto contestata dalle comunità coinvolte.
È importante che, visto che c'è già una cassa di espansione naturale, questa venga mantenuta e che vengano valutati progetti alternativi. Le norme europee lo indicano come obbligatorio, il commissariamento non può farci evitare questo passaggio. Arriverà a Bruxelles il caso della cassa di espansione da realizzare sull'area delle Grave del Piave a Ciano del Montello. A portarlo l'onorevole Cristina Guarda, che ha condiviso con altri 50 partecipanti la passeggiata informativa organizzata dal gruppo Europa Verde Trevigiano. Per dire che ci sono territori della nostra provincia che hanno un grandissimo valore ambientale e che non è possibile che per i soldi della ghiaia questi territori vengano distrutti su progetti che forse non hanno neanche le basi scientifiche per essere realizzabili. Per Europa Verde bisogna approfondire l'impatto idrogeologico di una struttura del genere che già di per sé incide profondamente su quello ambientale. Ci sono molte criticità nello scavare le Grave di Ciano, nel fare delle mega casse in cemento armato, distruggendo quello che è un patrimonio ambientale e creando rischi idraulici. Se noi facciamo qualcosa qua non sappiamo cosa può succedere quando c'è la piena, se per caso i comuni dall'altra parte possano essere invasi dalla piena allagati o se tutte le risorgive che sono a sud del Montello, compreso il Sile in particolare, possano avere un qualche tipo di problema. La proposta invece è quella di pensare a tanti microinterventi di gestione idrica delle possibili piene del Piave. L'obiettivo è quello di portare in Europa la necessità di far attenzionare alle istituzioni locali che c'è l'obbligo di valorizzare le alternative, che siano più economiche, le alternative più economiche, le alternative più di veloce realizzazione rispetto a questa che ha almeno 20 anni di percorso di realizzazione e le alternative che non abbiano un impatto ambientale pari a questo. Significa qui andare a cancellare un habitat estremamente delicato per l'equilibrio anche di tutti gli altri territori. Assemblea dei soci della latteria di Soligo questa mattina all'Auditorium di Farra, tutti segnali più che positivi nel bilancio della cooperativa fondata oltre 140 anni fa. Presidente Bruniera, che sulla crisi del latte polemicamente chiama in causa anche alcuni allevatori che non saprebbero programmarsi. I numeri sono buoni, c'è oltre 110 milioni di euro di fatturato, un buon conguaglio, un buon prezzo del latte ai soci, magari anche il 2026 potesse essere così. È sotto il segno dell'ottimismo il bilancio 2025 della latteria di Soligo. A sottolinearlo il presidente Lorenzo Bruniera nel corso dell'Assemblea dei soci, 130 tra Veneto e Friuli, che si è svolta all'Auditorium di Farra di Soligo. Del resto dati come il più 12,14% di fatturato rispetto all'anno precedente, il margine operativo lordo salito di 2,5 milioni di euro e più che raddoppiato rispetto al 2024 descrivono una società cooperativa ben diversa rispetto a quella presa in mano da Bruniera nel 1999. Quando abbiamo fatto un'assemblea con una latteria che ormai era alla fine e che molti pensavano di vedere il cadavere della Soligo scendere lungo il fiume Soligo, trovarsi qui oggi dopo 27 anni e con dei buoni bilanci e dei prodotti che sono perfetti, io credo che per me e per tutto il Consiglio di amministrazione e i soci sia sicuramente un qualcosa di importante. Come prodotti di punta, oltre al grana padano, all'asiago e al montasio, c'è la casatella trevigiana, prima dopo rilasciata ad un formaggio molle come la mozzarella prodotta nello stabilimento lungo il Soligo. Una cooperativa che punta molto anche sul latte OHT e alta qualità, con un aumento delle vendite di quasi il 20%. Torna l'utilizzo del burro, con vendite cresciute di quasi il 18%. Bene anche la panna, cresciuta di oltre il 10%. Questo si traduce in sostegno ai soci allevatori che hanno conferito quasi 900.000 ettolitri di latte, con una remunerazione media di 69 centesimi al litro, decisamente meglio dei 20 con i quali viene pagato il latte spot, che sta compromettendo il mercato. Un tema sul quale Bruniera chiama in causa tutti e non solo chi ci specula nella produzione di formaggi. Il prezzo sta diminuendo, si sta livellando sempre più verso il basso, credo che anche l'agricoltore abbia delle responsabilità su questo perché bisogna programmare le produzioni, non bisogna produrre e basta senza programmare. Non è facile parlare con alcuni produttori di questo, di programmare, dovremmo mettere dei paletti e sostanzialmente i consorzi di tutela fanno una programmazione di programmare per quanto riguarda grana padano, parmigiano reggiano, asiago e dovremmo dire quel latte ci serve per fare questo, quello che hai di più avrà sicuramente un altro prezzo perché è fuori mercato. A
A Postioma i funerali del senatore Angelo Pavan, anima dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, morto a 95 anni, ci lascia un esempio di pace e collaborazione. Siamo in questa chiesa per dare il nostro saluto cristiano ad Angelo, quale cristiano e uomo impegnato nella politica, nel sociale, nell'associazione ecclesiale dell'Azione Cattolica. Questi tratti di una vita, quella di Angelo Pavan, per tutti il senatore, fissati nelle parole di Don Graziano Santolin nel giorno dell'ultimo saluto nella chiesa di Postioma. Il suo impegno tra i banchi del Parlamento e del Governo, ricordato nella presenza del prefetto di Treviso Angelo Sidoti, nell'Associazione dei Comuni fissata nelle tante fasce tricolori, ma soprattutto l'importante azione politica all'interno di quella Democrazia Cristiana testimoniata dai tanti volti di compagni ma anche di avversari di partito di allora. Tante esperienze per un'unica vita, come ha ricordato nel suo messaggio alla comunità il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Uomo delle istituzioni, con importanti incarichi nazionali, è stato punto di riferimento di una politica attenta al territorio, ma soprattutto al bene delle persone, attore di una visione dell'impegno politico come autentico servizio al bene comune. Lascia a tutti noi un'eredità ideale che non possiamo dilapidare o disperdere. Un esempio di azione soprattutto in politica che guardava costantemente al Vangelo, ha sottolineato nell'omelia l'officiante. E da credente quella Gerusalemme celeste credo non l'abbia mai persa di vista, l'abbia sempre avuta davanti come meta della sua vita e della sua vita spesa in particolare nel mondo politico. Impegnato in qualsiasi ambito di vita, sociale, politica, religiosa. Cari cristiani, siamo chiamati alla collaborazione con gli uomini, alla collaborazione con Dio per realizzare progetti di umanità. Quasi un monito per i politici e gli amministratori presenti in ogni schieramento. E proprio collaborare è stata una delle principali azioni sociali di Angelo Pavan. Ha cercato di vivere nella collaborazione, coniugando vita politico-amministrativa e vita cristiana. Un secondo aspetto lo riassumo in questa frase: siamo dentro una storia, c'è un prima di noi e un dopo di noi. In questo tempo nel quale assistiamo a continue divisioni, a continui scontri, sia a livello comunitario che a livello mondiale, mi viene da dire: facciamo memoria di persone che hanno affrontato tempi difficili, tempi di ripresa dopo la guerra mondiale, e li hanno affrontati con la saggezza e la lungimiranza nel costruire su base solida una società e dare un futuro ricco di speranza e vita alle giovani generazioni, basato su valori quali la pace, la comunione, la collaborazione, il lavoro, una dignità di vita. A 2 mesi dalla nascita del centro acufeni dell'ULSS 2 a Monastier si è svolto un convegno dedicato alle nuove strategie per la diagnosi e il trattamento di questo sintomo e la riabilitazione uditiva, a cui ha preso parte anche il direttore generale dell'azienda sanitaria Giancarlo Bizzarri. L'acufene è un sintomo molto diffuso, si accompagna spesso ad una perdita uditiva e interessa dal 10 al 15% della popolazione anche nella Marca. Dopo la via Febbraio del centro acufeni al Cafoncello, presso la chirurgia funzionale dell'orecchio diretta dal dottor Daniele Frezza, si è costituito un team multiprofessionale per affrontare l'acufene con un approccio innovativo e multiprofessionale, i cui passaggi sono stati formalizzati in un apposito protocollo. Ha solo 15 anni, ma è già alfiere della Repubblica. Marco Mazzariol, studente al Max Planck e residente a Carbonera, è stato nominato nelle scorse ore dal Capo dello Stato. Esempio di inclusione e resilienza, dicono del Quirinale. L'emozione che ho provato è stato un grande impatto, non riuscivo nemmeno a crederci, non capivo se stavo sognando o se era vero. E invece era ed è tutto vero. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Marco Mazzariol, quindicenne di Carbonera, studente al Max Planck, alfiere della Repubblica, e questo per la tenacia con cui affronta fin dall'infanzia la distrofia muscolare di Duchenne, malattia che però non lo definisce né lo limita. Marco è energia allo stato puro, come dimostrano le sue passioni per i motori e la musica rock, e CDC e Toto in testa.
Diciamo che la mia patologia non mi ha mai impedito di fare quello che mi piace, non mi ha mai impedito di realizzare i miei sogni, dato che con questa carrozzina posso andare dappertutto, anche in montagna, non mi ferma niente, ecco, se non gli scalini. E su questo Marco non molla, la sua è una vera e propria battaglia. Ho fatto un giro della mia scuola assieme a 2 architetti nella mia scuola per segnalare tutte le barriere architettoniche. Le barriere architettoniche, cioè, molte volte non si vedono, sono cose piccole che basta poco per risolverle. Esempio di resilienza e inclusione Marco, con la sua gioia di vivere trasforma le difficoltà in opportunità, si legge nella nota del Quirinale, ma per mamma e papà e per il fratellino Matteo è ovviamente molto di più, è vita vera, è famiglia. La cosa che ci insegna sempre Marco è proprio quello che dice sempre anche lui, di non arrendersi mai, ed essere sempre, andare sempre, come dire, essere sempre alla grande. Infatti quando qualcuno chiede a Marco come stai, come va, lui dice sempre alla grande. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è prenderne atto e cercare di ricavare il meglio da quello che un po' il destino ci ha riservato. La patologia di Marco è una patologia impegnativa, però devo dire che grazie all'associazione Parent Project abbiamo avuto veramente chi ci ha dato una mano a riuscire dal buco in cui si cade al momento della diagnosi. Sto cercando di migliorare su me stesso, soprattutto per riuscire a dare più aiuto anche da grande, potrò dargli una mano e riuscire a realizzare insieme a lui tutto ciò che ha voluto realizzare. Ora per tutta la famiglia all'orizzonte l'incontro con Mattarella al Quirinale, un luogo che Marco non ha mai visto ma che ben conosce, visti i suoi propositi. Come futuro a me piacerebbe tanto diventare un politico. Le idee sono già chiare anche in materia di bullismo, disagio, violenza giovanile, il suo è un appello accorato. Ragazzi, studiate, perché studiare è l'unico modo per avere un ottimo futuro e per avere una buona vita adulta. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta saranno esposte al municipio di Spresiano fino al 25 aprile le foto di Enrico Colussi del progetto Io ci sono, voluto dall'associazione La Voce di Lisa. 11 volti, 11 sguardi, con il loro nome, il loro sorriso e in filigrana la loro storia. Sono quelli di altrettante persone immortalate dall'obiettivo del fotografo trevigiano Enrico Colussi. Il progetto itinerante Io ci sono è ospitato fino al 25 aprile sulle mura del municipio di Spresiano. Vogliamo fare una mostra in esterno, raccontare la disabilità, raccontare anche le fragilità che tutti noi abbiamo, e fare una mostra in esterno con questi ritratti in primissimo piano che raccontano tutte le persone. L'iniziativa è promossa dall'associazione La Voce di Lisa, che è uno dei volti scelti per questi intensi primi piani. Lisa usa la lingua dei segni e la sua voce deve essere uno strumento per far arrivare il messaggio di un sorriso, un messaggio di incontraci, inizia a parlare e costruire insieme. La forza delle persone è nella loro singolarità. Ogni ritratto racconta attraverso il volto un'espressività, una storia, un momento della loro espressione. Perché c'è solitudine e non ci piace, perché si può stare insieme, si può costruire, si può lavorare insieme e si possono avere delle possibilità insieme. La mostra sarà esposta anche in altre città nei prossimi mesi, sempre con l'obiettivo di dare voce a chi di solito non ne ha. Quando mi vedo immortalata là, ci sono dei tratti in cui mi riconosco, dei tratti in cui mi fanno vedere il lato più intimo di me stessa, perché gli occhi sono lo specchio dell'animo. Chiara si racconta anche in un libro autobiografico, accompagnata dal peluche Champion. Sì, ho scritto questo libro, devo ringraziare Mirella che mi ha dato la possibilità di partecipare in questa mostra itinerante e di presentare il libro a tutti gli inizi delle mostre dove ci sposteremo. Nel libro racconto la mia storia con l'epilessia e lui praticamente è un fedelissimo, nel senso che se sto male lo adagio e ci metto la testa sopra e lui mi protegge.
Taglio del nastro oggi a Zero Branco per la mostra dell'asparago di Badoère IGP, 200 volontari in campo, 70 giovanissimi. Zero Branco siamo tutti quanti in festa per la mostra dell'asparago di Badoère IGP. Insomma, la città si è preparata, si è vestita nel suo vestito migliore per condividere non solo il valore di questo prodotto e soprattutto la bontà di questo prodotto, ma lo spirito di comunità che si ritrova attorno al prodotto. E in questa comunità ci sono anche 200 volontari, di cui 70 giovanissimi, che fanno sì che la mostra dell'asparago di Badoère IGP sia giunta alla sua 29esima edizione, pronta ad accogliere migliaia di visitatori per 2 fine settimana, questo e il prossimo. Una sagra di qualità riconosciuta a livello nazionale con tanto di marchio accanto alla sagra del peperone e alla mostra del radicchio rosso tardivo di Treviso IGP. Ma ora il protagonista è lui, l'asparago di Badoère. Un prodotto che crea un indotto economico e di tessuto sociale che è essenziale per un territorio come il nostro. E quindi ancora una volta il fatto di ritrovarsi qua tutti quanti assieme nella piazza centrale del paese a festeggiare questa festa è l'unione di una comunità che si ritrova nel lavoro, nei prodotti orticoli, ma soprattutto nello spirito di vita assieme. E in questo c'è anche la solidarietà con la Proloco di Zero Branco, che ha consegnato 3.000 euro alla parrocchia di Santa Maria Assunta per il restauro della chiesa. Lo sport con il rugby, domani alle 13:30 a Monigo, la sfida di Coppa tra Benetton ed Exeter che vale una stagione. Una settimana di lavoro intenso, obiettivo i quarti di finale di Challenge Cup contro gli inglesi dell'Exeter. Big match domenicale con uno stadio di Monigo da 6.300 posti, posta in gioco altissima per il Benetton che sulla Coppa ha puntato molto in questa stagione. Per il mediano d'apertura bianco-verde Jacob Umaga sarà importante scendere in campo con lo stesso approccio di sabato scorso contro il Cardiff. Yeah, we know they're a strong squad. They start pretty quick, so for us, very similar to how we started against Cardiff. We want to start quick, get as many points or opportunities early on, so that we can really put pressure on them, especially at Monigo. Like we want the crowd behind us, so we can start as strong as possible. Di fronte una delle squadre più forti d'Inghilterra, quarta in campionato, i leoni del Benetton non dovranno sbagliare nulla. Exeter are a very well presented team. They run hard, they carry hard, they defend very well. A team I played against a lot when I was in England, so I know a lot of their players. I know how they like to play. So we can expect a physical battle, especially in the forwards. And they've got some very dangerous wingers that we're very, very wary of. Manny Favoboso for one of them. So yeah, they've got threats all across the line. E dunque massima attenzione a ogni dettaglio. So for us, I think building from the Cardiff game, our discipline, we need to be better at. These are small details in big games which can lead into access into our 22, which they can convert into points. So discipline is a main point that we're definitely wary of. Preparazione fisica e mentale per i biancoverdi che potranno contare sul sostegno del pubblico di casa, una sfida da dentro o fuori ad altissima adrenalina. I think the main thing is that we enjoy it. We're at home for another game. Playoff rugby is very hard, but it's the best time. It's one where you make memories. So we're hoping for some good memories at Monigo on Sunday. But I just want them to go out and enjoy themselves and express themselves as much as possible. Siamo alle notizie da Belluno e provincia. Iniziati i lavori in via Feltre per il taglio dei tigli che fiancheggiano la strada e, come spesso accade in questi casi, i cittadini si dividono. Via Feltre, chiusura con interdizione a qualsiasi transito veicolare e pedonale secondo lo stato dei lavori, con la possibilità per i residenti di raggiungere la propria abitazione nel tratto compreso tra la rotonda di Piazzale Guglielmo Marconi e l'incrocio con via San Gervasio dalle 8:30 alle 17 di martedì e all'occorrenza anche dalle 8:30 alle 17 di mercoledì per garantire la sicurezza durante i lavori di taglio degli alberi prospicienti la sede stradale, con
in contemporanea e nello stesso tratto, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in contravvenzione. Praticamente unanime il parere negativo dei cittadini. Le posso chiedere cosa ne pensate del fatto che taglieranno gli alberi? Ci dispiace moltissimo, sia perché gli alberi fanno ombra, sia perché rinfrescano, sia perché depurano l'aria. Verranno tagliati? Non sono d'accordo. Se è proprio una necessità, sì, se no stanno bene anche qua. Malissimo. Sono arrabbiatissima, io ho un problema polmonare e in effetti in estate vengo fino alle 10 sotto gli alberi perché respiro meglio. Personalmente sono sempre contraria al taglio degli alberi. O togliate e rimetteteli, o spostandoli, o rimetteteli comunque sempre vicino, nel senso non sopprimerli completamente. Gli alberi erano un gioiello per me. Sono molto belli da vedere, noi abitiamo al quarto piano, li vediamo dall'alto, è bello vedere gli alberi, toglierli a noi dispiace molto. No comment. Non mi piace perché stanno così bene, poi questa è una città, è una via trafficata per cui l'ossigeno farebbe bene, insomma. Non va bene per me. Sono contraria. Io sono assolutamente in disaccordo col taglio degli alberi, perché è la bellezza nostra, la nostra città è una città splendente e gli alberi rendono la nostra città splendente. Poi sarà più bello probabilmente la nuova strada, ma magari trovano alberi che non crescono così tanto, che non rovinano il marciapiede anche. Però sì, con alberi è più bello la strada. Diverso l'atteggiamento degli operatori economici. Fanno sì che tanta gente cade, tanta gente è caduta sugli alberi per via delle radici che sollevano il marciapiede. Per me un po' di verde ci deve rimanere, perché sennò avremo troppo cemento qui attorno. Poi per noi sarà sicuramente un disagio. Per il nostro quartiere, anche tutti i lavori che faranno, sarà un bel disagio. Io penso che sia una cosa utile. Dopo però bisogna magari pensare a qualche altro alberello più piccolo, magari che fa meno danni, però secondo me basta guardare, anche perché il marciapiede, qualche vecchiotto più di qualcuno si è inciampato, quindi secondo me è una cosa positiva. A dar loro ragione chi su quelle radici è inciampato. A me ieri mattina purtroppo non mi sono accorto, sono caduto per terra, insomma. Per fortuna che ero con un amico, mi ha aiutato, perché data l'età anche, quindi se ho dovuto, facevo fatica insomma a tirarmi su, tutto qua. Si avvicina un altro dei grandi appuntamenti di Longarone: fiere, caccia, pesca, natura. Longarone Fiere Dolomiti è pronta per la 24esima edizione di Caccia Pesca in Natura, che si terrà da venerdì 17 a domenica 19 aprile. Aspettiamo tutti a Longarone per raccontare un mondo che parla di caccia e di pesca, quindi il ruolo dei cacciatori ma anche dei pescatori, ma soprattutto il ruolo anche dell'ambiente, quindi della natura della provincia di Belluno, che è un ambiente incontaminato ma che lo è proprio grazie anche al lavoro dei cacciatori e dei pescatori. A conferma di una ricca esposizione ci sono i numeri di questa edizione: 120 espositori diretti e 137 marchi, di cui 122 provenienti da 13 regioni italiane e 15 da 7 paesi esteri, con in testa l'Ungheria. Ci aspettano 3 giorni di importanti eventi, sia legati al mondo venatorio ovviamente che della pesca, che della natura in generale, e che punta molto sulla fidelizzazione del territorio a questo tipo di attività. Presenza costante quella della regione, sia con un suo stand che con convegni che testimoniano il lavoro sul territorio. Evento importante sicuramente per quanto riguarda la provincia di Belluno, ma la regione Veneto nel suo complesso. Vuoi perché diventa una fiera, l'unica fiera rispetto al mondo della caccia e della pesca in regione Veneto, ma perché la regione Veneto da sempre è presente a Longarone Fiere. Tra i convegni organizzati da Regione del Veneto e provincia di Belluno si evidenziano quelli dedicati alla filiera della carne di selvaggina in provincia di Belluno, da ipotesi a realtà, progetti faunistici in provincia di Belluno e progetti di tutela della fauna ittica nella regione del Veneto. Un'occasione diversa per una visita in Alpago. Parliamo di un centro sportivo e benessere che ha avuto una storia complessa e difficile. È tornato agibile il centro sportivo polifunzionale di Tambre.
L'Open Day voluto dall'amministrazione ha voluto festeggiare la nuova storia di questo complesso affacciato sulle Dolomiti. Costato 2 milioni, se ne iniziò la costruzione nel 2005, per finirla nel 2009 e poi chiuderlo per una gestione fallimentare dopo appena 10 anni e lasciarlo chiuso per oltre 15. È un centro sportivo, ma non solo, un centro con una pluralità di servizi per la comunità che lo rende proprio per questo motivo un punto di riferimento, ed è l'obiettivo di questa amministrazione. L'idea alla base è proprio quella di non solo incentivare lo sport, che comunque è un motivo di benessere per tutta la popolazione, ma anche proprio di fare un centro di aggregazione sano che possa attirare i giovani e che ci possa dare modo di tenere viva la comunità. Ora piscina, centro benessere, palestra, parete per l'arrampicata sono di nuovo agibili, con la speranza che non solo grandi e piccini di Tambre, ma da tutto il circondario e perché no anche da fuori vogliano farne uso. È ovvio che le piscine ci sono anche nelle città, per cui non è una novità, ma il complesso dei servizi che ci sono qui, come la palestra di arrampicata, la zona benessere, le biciclette elettriche, penso siano un po' un motivo per attirare anche i turisti. È davvero tutto per questa edizione, io vi lascio come di consueto alla sigla, a seguire le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.